Ciao a tutti, noi siamo le Fadis Neris e state ascoltando Misteris dal Friul, la serie podcast che indaga sui delitti e i misteri del Friuli Venezia Giulia. L'onda della morte, il disastro del Vajont. Episodio 3. Alba livida. I mesi si susseguono e la povera gente dei paesi vicini viene puntualmente presa in giro. Viene accusata di imputare alla SADE la colpa dei sempre più frequenti terremoti. Peccato che poi, nei giorni in cui il carico e scarico del bacino idrico si ferma, ecco che cessano anche le scosse sottoterra, per poi tornare puntuali alla ripresa dei lavori. La gente teme per quella frana sotto gli occhi di tutti, ma la SADE minimizza. Per forza, mica ci vivono loro in quelle case a rischio. La società rassicura la popolazione dicendo loro che la situazione è sotto controllo e che numerosi esperimenti hanno verificato che la caduta della frana, se avverrà, non avverrà mai tutta assieme. Nel 1962 avviene anche la non più così temuta nazionalizzazione. Sì, perché è vero che la SADE ora deve cedere i diritti all'Enel, ma è anche vero che assieme allo smacco per aver costruito un'opera così portentosa cede anche il peso di quella mastodontica porzione di monte che continua a venire giù e le responsabilità civili e penali. È però vero che per vendersi bisogna mostrarsi appetibili ed ecco che si procede con la terza e ultima prova d'invaso. Per impressionare l'Enel, che ora deve comprare quell'ambizioso progetto, la SADE fa riempire il bacino idrico al suo massimo, nonostante le fosse stato caldamente consigliato di non superare la quota dei 700 metri di altezza. A quel livello di profondità, infatti, l'eventuale frana avrebbe generato un'onda alta più di 100 metri, che sarebbe arrivata a spazzare via persino Longarone, un paese a 2 chilometri di distanza dalla valle. Ma la SADE non ha rispettato le regole del gioco mentre era al tavolo, figuriamoci ora che lascia la partita. Il 12 settembre del 1963 il TOC, a seguito di una scossa più forte del solito, frana rapidamente. A fine settembre viene dato immediatamente l'ordine di rimuovere l'acqua dalla diga. Peccato che ormai quest'ultima sia filtrata in tutta la montagna, fino a divenire la struttura portante per reggere il peso di quel monte sempre più marcescente. E infatti, com'è prevedibile, tanto più rapidamente viene tolta l'acqua, tanto più velocemente il monte scivola. L'8 ottobre l'Enel manda un telegramma al comune di Erto e Casso, in cui esorta la popolazione a lasciare urgentemente le proprie abitazioni, poiché il pericolo ora è concreto. Non può saperlo l'Enel, perché la SADE non li ha mica informati, ma il pericolo per gli abitanti di quelle zone è stato concreto sin dal primo giorno di lavori iniziati nel 1956. Non lo sa l'Enel, ma la popolazione di Erto e Casso sente scosse di terremoto e boati da ormai 3 anni ed è sempre rimasta inascoltata. E poi, come si può pretendere che quella gente da un giorno all'altro lasci la casa, il campo, il bestiame? E per andare dove poi? Quella è gente che non ha più niente se non ha più il paese. E poi cosa fai? Te ne vai tu che sei giovane e lasci lì i tuoi anziani genitori? È la sera del 9 ottobre. Ormai non si torna indietro. La gente a Longarone è tranquilla. Eh sì, perché il telegramma dell'Enel a loro non è mai arrivato. Insomma, glielo avrebbero comunicato, no, di evacuare se fossero stati giudicati a rischio anche loro. E poi Longarone, l'abbiamo detto, è a 2 chilometri dalla diga. Cosa vuoi che succeda in un paese che la diga la vede solo da lontano? Quella sera la gente conduce la normale vita di paese. I maschi a guardare la partita, rigorosamente al bar, perché lì, in montagna, non è come in città che la televisione ce l'hanno tutti, costa troppo. Si può guardare tutti assieme al bar, al modico prezzo di una consumazione. Le donne a casa a mettere a letto i figli, che domani è giovedì e si va a scuola. Le ragazze al cinema a sognare di essere come Sofia Loren in Ieri, Oggi, Domani.
Gli anziani a giocare a carte, appuntamento serale imprescindibile per i vecchi friulani. C'è anche qualcuno che quella sera sta facendo l'amore e chi invece è andato a dormire arrabbiato. Insomma, un'esistenza normale in una normale serata autunnale. Ore 22:39. La frana si è appena staccata nella sua colossale interezza. Non c'è più la parete di acqua che la teneva ferma. Ora viaggia a 140 km/h, trascinando giù con sé le case, le stalle, i tralicci della corrente. È blackout. A Erto e Casso la gente si sveglia per il tremendo boato. Qualcuno apre le finestre e scruta il monte. Pensano a un altro terremoto, ma no, non può essere. C'è qualcosa di grande e buio che brilla nella valle, ma non si capisce bene cosa sia. A illuminare la notte non è rimasta che la luna. È un'onda. La frana del monte ha generato la tanto temuta onda, che supera la diga e si dirige caparbia come la morte verso i paesi. Non è alta un centinaio di metri come avevano previsto gli esperti della SADE. No, quest'onda è alta almeno il doppio. Erto e Casso ora sono bombardati da fiotti d'acqua che sollevano massi, detriti, che cadono dal cielo e si infrangono sui tetti delle abitazioni. Le case si allagano, la gente si disperde in strada. In questo paesino ancora non lo sanno, ma sono stati molto fortunati. Sì, l'onda si è frammentata sulle rocce, perdendo violenza, e li ha così risparmiati. Si comporta esattamente come un'onda anomala e ora, spinta dal vento che fa da eco al gigantesco boato, acquista velocità e forza. Scende verso Longarone, dove la gente ha sentito quel rombo spaventoso, ma non ha ancora capito. I paesi sopra Longarone sono al buio, si intravedono ogni tanto le scintille di qualche cortocircuito. Intanto la terra trema. Si pensa a un terremoto. E cosa fai quando sei in strada e c'è il terremoto? Cerchi un riparo e aspetti che passi. Peccato che però non passa, peggiora ogni attimo. Adesso l'onda la vedono anche loro. L'urto spazza via le case e chi vi si stava nascondendo dentro. L'onda scardina i pali della luce, solleva le automobili e le scaraventa ovunque. Non un secondo in più per pensare. Scappo. Dove vado? A destra, a sinistra? Anche qui ora è tutto buio. Provo ad andare in alto. La mia amorosa però ha messo le scarpette col tacco, quelle per la festa. Le dico sempre quanto è bella con quelle scarpe. Però ora non riesce proprio a starmi dietro. È inciampata. La lascio lì. Fingo di non sentire le sue urla di terrore e continuo a correre anche se non so dove sto andando e perché. Schivo la gente che corre nella direzione opposta alla mia. C'è uno con il motorino. Lo scaravento giù e me lo prendo io. Così posso scappare da quella gola di morte. Poi magari, quando mi sarò messo in salvo, assisterò i feriti. Sleggo il mio cane dalla corda, così ho una possibilità di sopravvivere anche lui? No, non c'è tempo, penso a me. E cosa fare con gli anziani, coi bambini, con gli infermi? Sono lenti, non capiscono. Se resto ad aiutarli, muoio. Se provo a scappare, forse muoio lo stesso. Tanto vale passare assieme gli ultimi istanti. Questi i pensieri che affollano la mente degli abitanti di Longarone durante la tragedia. Chi è sopravvissuto lo sa, è vivo per miracolo. L'indomani i morti galleggiano ancora, trascinati dalla corrente. Arrivano gli aiuti dai militari e dagli alpini per fermare quella fiumana di cadaveri lividi e gonfi e portarli via. 1917 morti, 487 bambini. L'indomani l'Italia intera piange i suoi morti. Ah, ora sono suoi? Perché allora nessuno membro dello Stato si è curato di loro mentre erano ancora vivi e ora si arrogano il diritto di piangerli già che sono morti? Perché la giornalista Tina Merlin non è mai stata ascoltata? Perché è stato permesso alla SADE di fare i propri porci comodi e poi di infangare ogni prova? L'indomani si inizia a ricostruire, ma non lì. Le nuove case per gli sfollati di Longarone sorgono a Maniago, una cittadina a un'ora da lì.
complessi abitativi tutti uguali, prefabbricati, mortificanti. Quasi a voler dire, queste sono le case degli sfollati del Vaillant. A Maniago, però, si parla un altro dialetto, ci sono altre usanze, quella gente di montagna non può ambientarsi. Ecco che allora gli abitanti di Longarone vengono uccisi un'altra volta, costretti ad abbandonare le macerie delle loro abitazioni e i loro ricordi, prelevati dalla loro terra e forzati ad abitare da un'altra parte, come se avere un tetto sopra la testa potesse sopperire al dolore di aver perso tutto. I sopravvissuti, gente di montagna, la casa se la sarebbero costruita con le loro mani senza chiedere l'aiuto di nessuno, come avevano sempre fatto, e l'avrebbero ricostruita lì, per poter ricominciare. Ah, se conoscete questa storia, sapete benissimo che la diga è rimasta intatta. Eh sì, questa gigantesca opera di ingegneria è osservabile ancora oggi. A dimostrazione del fatto che le competenze c'erano, nessuno l'ha mai messo in dubbio. Sono mancati gli accertamenti necessari, è mancata fin da subito la sicurezza, ma ormai ci si era accaniti. Ormai bisognava costruire e bisognava costruire lì. Sempre di fretta poi, perché queste sono le regole della privatizzazione. Ecco che allora il Vaillant oggi è annoverato tra i numerosi disastri all'italiana. Io sono Beatrice Del Zotto e avete appena ascoltato la terza puntata de L'Onda della Morte, il disastro del Vaillant. Podcast realizzato dalle Fadis Neris. Scritto da Beatrice Del Zotto. Montaggio a cura di Elena Spagnolo e Asia Azzano. Regia di Elena Spagnolo e Asia Azzano. Introduzione musicale a cura di Sara Santoro. Un ringraziamento ad Alexander Edwards. In coproduzione con il Digital Storytelling Lab, Università degli Studi di Udine.